Siamo Alessandro qua in via. Allora Giancarlo, dovremmo essere... Allora, questa è esattamente via Smirriones. Sì, via La Smirrionis. dicitura della targa è quella. Niente, ci troviamo dinanzi, vedi, a questo caseggiato abbandonato. Mi diceva qualche abitante della zona che inizialmente questo era prima un asilo, poi addirittura tramutato in una sorta di centro culturale, una sorta di biblioteca di quartiere, poi è stato diciamo occupato da famiglie senza tetto, disagiate che ne avevano necessità, e poi come vedi tutte le finestre sono state murate. Chiaramente oramai è comprensibile, basta vedere l'esterno in che condizioni Sì. si trova, all'interno E qui, sicuramente un riciottacolo vero, di topi e di blatte. sicuramente ci abita Allora, qui qualcuno. sicuramente ci abita qualcuno, qualche senza tetto, perché come puoi vedere dalle immagini Sì, sono materasso. coperte su pellettili, insomma, per trascorrere la notte nel migliore dei Sì. modi. Questa vedi una recinzione, una chiusura così di Sì. fortuna. Noi ora non ci addentriamo, ma sicuramente Sì. se io apro qua, Ecco. esattamente da questa apertura di fortuna, come vedi, Ecco, possiamo anche sicuramente verificare, sto presumendo che possiamo vedere cosa c'è all'interno. Vediamo un sì. attimo se riusciamo. E anche vedi qua c'è un dove gancio, c'è anche una pentola. c'è un gancio. Vedi qua cucinano anche. Sì, sì. Vediamo un Chiuso attimino. dall'interno. Ecco qua. Sì. E questo è un giaciglio. Sì, qua c'è. Come vedi possiamo C'è vedere anche pentole, scarpe, coperte, Sì. cartone. Secondo me qua ci viene qualcuno a dormire. Sì, questo è l'ennesimo episodio, l'ennesima situazione chiaramente di povertà e emarginazione. E si può dire, siamo in un quartiere ovviamente abbastanza centrale della città, non è insomma a mio Sì. a Poi mio chiederemo giudizio un agli quartiere angeli di Sardegna esatto. di Beh, intervenire. voi quando giustamente in effetti sarete poi di servizio come Certo. angeli di Sardegna, come volontari, giustamente vedere un attimino se queste persone che ci abitano hanno Certo. necessità anche di insomma mangiare qualcosa, dei viveri eccetera. E niente, questo era un piccolo scorcio, ce l'hanno segnalato, io puntualmente chiaramente devo tenere anche riserva Sempre di in prima chi... linea. Sì, devo tenere anche riserva di chi mi ha detto Certo, chi mi ha dato questa certo, beh. segnalazione, però ci tenevo proprio a verificare cosa Sì. ci fosse. Grazie Proprio Giancarlo, così. ci farete sapere. È da una zona di via Smirrionis, Alessandrino. E anche Giancarlo. È Alla tutto. prossima. Alla Ciao. prossima.